Ben ritrovati l'approfondimento, i temi della salute mentale in primo piano, perché dobbiamo occuparcene, ce lo suggerisce quotidianamente la cronaca, ce lo suggerisce quotidianamente anche il disagio che vivono tante famiglie, tanti giovani. Se ci avete seguito fin da mezzogiorno avete visto quante testimonianze anche drammatiche che abbiamo raccolto. Siamo entrati nella carne viva anche di tante famiglie che chiedono aiuto. Qui con noi per aiutarci a comprendere che cosa sta accadendo c'è un volto che conoscete tutti, il dottor Michele Canilla, neuropsicologo e psicoterapeuta, vicerettore, mi piace sottolinearlo, dell'Accademia Internazionale Costantiniana e uno tra i primi tre, pensate, specialisti in Italia per ore di terapia. Dottor Canilla, buongiorno, è un piacere ritrovarla. Partiamo dalla cronaca perché, lo dico da giornalista, la cronaca incombe sempre e la cronaca va interpretata. Solo oggi abbiamo raccontato di una sedicenne che ha coltellato la rivale ventenne, abbiamo parlato di un ventunenne che è entrato in un bar e ha aggredito brutalmente un cinquantenne. Insomma, abbiamo parlato anche di furti nelle scuole. A Silea nella notte sono state rubate anche delle dosi di adrenalina che erano conservate nella cassetta, diciamo così, di sicurezza per il primo soccorso. Che cosa sta accadendo, dottore? La situazione preoccupa non solo i giornalisti e la popolazione in generale, ma anche noi professionisti, perché siamo davanti ad una quantità crescente, quindi un dato in movimento fin troppo importante come numeri. Teniamo conto che solo l'OMS sta registrando un aumento negli ultimi 10 anni del 20-30% di disagio giovanile, quindi con questo intendono un disagio che si esprime attraverso almeno un disturbo mentale. Questo è un dato importante perché 20-30% sono dati significativi, è una quantità molto alta. E questo ci fa anche presumere che fra altri 10 anni questo 20-30% si somma a un altro 20-30%, oppure con un effetto esponenziale può essere anche di più. Speriamo di no, certamente, ma per far sì che non ci sia questo aumento vertiginoso dobbiamo intervenire in modo precoce, quindi sulle situazioni un po' sul nascere. Facciamo alcune distinzioni secondo me opportune, perché se parliamo ad esempio di aspetti depressivi, questi sono presenti anche nei giovani, quindi parliamo di adolescenti, le statistiche più importanti arrivano fino ai 19 anni ad esempio e rilevano anche lì un aumento. Noi sappiamo purtroppo però che il dato generale sarà che entro il 2030 purtroppo la depressione sarà la prima malattia a livello mondiale. Sui giovani purtroppo intervengono anche altre situazioni, disturbi d'ansia e quelli in qualche modo potremmo pensare a come mai si generano così tanto, quindi le cause e poi comunque abbiamo anche i rimedi. E poi c'è un'altra fetta importante e consistente che sono i disturbi di area comportamentale o comunque antisociale, cioè quelli che leggiamo sulla cronaca nera, in cui le persone, questi ragazzi sostanzialmente hanno dei tratti psicotici, hanno delle caratteristiche di personalità particolarmente disordinate e questo fa sì che poi loro cerchino un'autoregolazione attraverso l'uso di sostanze, di alcol, di farmaci, ne sentiamo un po' di tutti i colori. Però è una situazione un po' fuori controllo, anche perché questo comporta inevitabilmente anche atti violenti, aggressioni e uscire da quel senso del limite civico a cui invece la società deve poter tenere le redini. Ecco. Quindi lei da esperto fotografa la tendenza, non è solo una tendenza di cronaca, lei lo vede nella sua pratica clinica. Quindi questo aumento del 20-30% del disagio giovanile è un aumento che lei riscontra anche da operatore esperto che lavora sul territorio, quindi nella Marca Trevigiana, nel Veneto. Certo. E le chiedo di più, c'è anche una specificità magari territoriale? Allora, no, e questo però
io personalmente e qualche altro collega lo interpretiamo come un dato negativo, perché quello che dice lei è molto interessante, la specificità territoriale dovrebbe essere qualcosa che può riguardare, faccio un esempio, zone particolarmente isolate, difficoltà di aggregazione, piuttosto che grosse città dove ci sono magari delle situazioni di uso sostanze, spaccio, e quindi invece non esiste più molto questa situazione qui, per cui tutto tende ad essere molto uniformato e ciò che troviamo in centro nella grande città lo troviamo anche nelle zone isolate, quello che troviamo in Nord Europa purtroppo lo troviamo anche in Sud Europa, quindi il dato comincia a diventare preoccupante perché è europeo, perché è molto diffuso. Purtroppo con gli stessi mezzi con cui noi accorciamo le distanze in mille modi, sui trasporti, sul commercio, sulla vita, sulle comunicazioni, gli stessi mezzi purtroppo conducono non solo pacchi postali, faccio per dire, ma purtroppo anche disagio e una certa diffusione di un modo di vivere. Ad esempio anche l'utilizzo negativo di social o mezzi del genere fa sì che si espandano un po' queste cose. Io ricordo appunto il famoso libro I dolori del giovane Werther. Si registrò in Europa all'uscita di quel libro, quando venne tradotto in più lingue, un aumento dei suicidi, proprio per il fatto che venne diffuso, ovviamente senza una volontà mirata, però venne diffuso in diverse lingue, ebbe modo di diffondersi nel territorio, quindi dobbiamo tener conto che l'essere umano, soprattutto nella fascia giovanile, tende ad assorbire molto ciò che sente attraverso la diffusione delle notizie. Quindi l'uniformazione dei social ha provocato questo aumento di disagio, quindi qui bisogna intervenire sui social o sul corretto utilizzo dei social. Penso di sì, perché è uno dei mezzi di larga diffusione. Ad esempio esistono anche come dire, delle parti di internet utilizzate dai giovani per capire come utilizzare una sostanza, come fare un certo crimine. Io penso che ci sia una certa difficoltà anche delle forze dell'ordine a rintracciare continuamente questo genere di attività, che però arrivano in modo semplice nella nostra mano e fanno parte un po' di una protesi dell'essere umano ormai. Spesso parliamo di dipendenza anche da social, lei la percepisce, la riscontra nella sua pratica? Questo è molto diffuso già da bambini dai 6 anni in su, ad esempio. C'è qualche raro caso anche prima, però anche qui deve esserci una sorveglianza maggiore e un'attenzione da parte dei genitori, perché l'utilizzo che ne fanno i nostri figli è sempre molto aleatorio. Non sappiamo, possono istruirsi su qualcosa, ma sicuramente la curiosità li può portare anche a vedere qualcosa che salutare magari non è, o che addirittura, come si diceva prima, nel caso di quell'effetto Werther, può essere segno di un'emulazione di un qualche comportamento disadattivo, piuttosto che entrare in contatto con persone che a loro volta hanno dei disagi, magari con qualche anno in più, eccetera. Diciamo, dottore, questa uniformazione, lei ha usato questo termine, si vede poi in determinati fenomeni. Baby gang, Maranza, l'anno scorso appunto la Treccani ha eletto Maranza tra le parole dell'anno. Quindi questi fenomeni, che erano fenomeni metropolitani, che magari ci riportavano a scenari americani, britannici e così via, sono adesso radicati anche nelle nostre città, ma non solo nelle nostre città, anche nei comuni più limitrofi, più decentrati. Nei paeselli, oserei dire, perché persino nelle piazze più piccole quello diventa un modo negativo ma aggregativo per alcuni giovani. È ovvio, scontato e conclamato che dove c'è una baby gang dietro c'è un disagio fortissimo, ci sono assenza di limiti, almeno uno dei due genitori sicuramente sta contribuendo al crearsi di un tratto che è psicotico, comunque è deviante ed è qualcosa
che i ragazzi non hanno modo di gestire se non attraverso questi comportamenti. Se cade il sistema di valori per cui i nostri ragazzi cominciano a dire che quasi quasi far parte di quel gruppo che commette dei crimini e si vantano perché ad uno la polizia lo ha fermato 3 volte, quell'altro 10, diventa una gara al contrario, ma particolarmente dannosa, perché poi dobbiamo immaginare che questi ragazzi un giorno cresceranno, quando avranno 20 anni saranno altri tipi di problemi e probabilmente a quel punto ormai esordirà un qualche disturbo di carattere mentale più pesante o disordini con la giustizia. E che differenza c'è, dottor Canilla, tra la baby gang di oggi e quella che magari era la banda di ieri? Sono cambiati i meccanismi anche interni, è cambiata la logica del branco? Sembra di sì, e intanto una grande differenza è proprio l'aspetto di diffusione, no? La diffusione fa in modo che purtroppo anche altri ragazzini più emarginati possano essere coinvolti da un gruppo più grande. Una volta questi gruppi, diciamo anche solo 20 anni fa, avevano una diffusione molto più rarefatta, avevano modo, penso anche le forze dell'ordine, di controllare di più e c'erano delle situazioni di disagio di un certo tipo dietro. Ad oggi rischiamo che anche i nostri adolescenti, in una fase di disagio particolare, con magari una situazione familiare che non riesce a tenere sufficientemente le redini dell'aspetto dei valori dei nostri giovani, questi possano aggregarsi a dei gruppi magari peggiorativi sicuramente, ma che danno loro quell'aspetto che in adolescenza è molto importante, che è il senso di appartenenza. Lì dove c'è un gruppo che coinvolge troppo nel senso di appartenenza, ecco che va a catturare quei bisogni del nostro adolescente di sicurezza, paradossalmente, o di appartenenza ad un gruppo che in qualche modo lo sostiene, ma non sviluppa nessun tipo di competenza e sicuramente non ha nessun tipo di crescita personale. E noi intanto siamo arrivati a questo, chiedo alla regia se può inquadrare l'home page del giornale.it, stretta sui coltelli tra i giovani, direttiva per i metal detector anche a sorpresa a scuola, è uno dei fronti di questi giorni, quindi questo provvedimento che di fatto certifica una tendenza, l'uso di armi. Leggevo un'altra statistica, la diffusione di armi, di coltelli tra i giovanissimi è più che raddoppiata in 4-5 anni. È preoccupante perché ci si chiede a che tipo di guerra debbano prepararsi questi ragazzi, no? È chiaro che vivono una dimensione di lotta contro qualcosa, ma qua si perde completamente la base che deve essere la loro crescita e il loro sviluppo. Quindi ci sono aspetti di rabbia, assenza del limite, dove c'è troppa assenza del limite nello sviluppo della personalità dei giovani, soprattutto diciamo, entro la preadolescenza, quindi diciamo, indicativamente i primi 10 anni di vita. Quell'assenza del limite o un disagio forte che non ha avuto modo di essere corretto in qualche maniera tenderà a esprimersi facilmente su una di queste attività che svolgono illegalmente. Allora è facilissimo poi procurarsi delle armi, delle sostanze, fare lo scontro con la banda rivale e qui però dobbiamo richiamare in campo le famiglie, perché le forze dell'ordine, i provvedimenti sono tutte azioni che arrivano dopo, no? La prevenzione invece qua diventa fondamentale. Diciamo che la logica securitaria da sola non può bastare. Non può bastare, anche perché i numeri a cui andiamo incontro sono veramente importanti. Andare a riparare solamente i danni, questo non può essere sufficiente. Leggevo un titolo di Galimberti che diceva rischiamo di generare una società psicopatica in questo modo. Io penso che questo sia molto condivisibile perché mancano di fondo la famiglia,
gli aspetti, come dicevo prima, dei valori. Cosa vuol dire? Che se c'è un disagio dobbiamo tentare di intercettarlo subito e non mettere i nostri ragazzi in una situazione di pericolo che è l'esterno, no? Ma non che l'esterno di per sé sia pericoloso, però non hanno i filtri per riuscire a scegliere al bivio ciò che può essere giusto e ciò che può essere sbagliato. La rabbia chiaramente è un elemento che tutte queste baby gang o tipi di aggregazione hanno in modo molto evidente, e qua potremmo aprire un'interessante puntualizzazione sugli aspetti del limite, cioè la rabbia spesso diventa un segno di un disagio molto più profondo, cioè il senso di inefficacia o il senso di fallimento di alcuni ragazzi. Ma il fallimento non deve essere un fallimento perché non raggiungono delle punte di soddisfazione facile. Questa cosa è un grande inganno che stanno dando ai nostri giovani, purtroppo attraverso i social spesso. La soddisfazione deve essere quella di compiere una fatica, arrivare a un obiettivo e sentirsi bravi. Questo costruisce l'autostima, abbassa decisamente l'aggressività, ma per fare tutto questo ci vuole tempo e voglia e presenza della famiglia, chiaramente. Lei dice una cosa importante: le aspettative sono troppo alte. Quando le aspettative sono troppo alte, il mancato raggiungimento degli obiettivi provoca frustrazione e quindi rabbia. Assolutamente sì, perché è come se misurassimo col metro del narcisismo, non quello reale, e quindi non possiamo pensare che sia veritiero il fatto di avere soldi facili, bella vita e buoni rapporti solo attraverso delle mosse di astuzia. È attraverso l'impegno che possiamo arrivare a qualcosa, e l'impegno dove si impara? Sì, a scuola sicuramente, i nostri insegnanti fanno un grande lavoro, ma se prima di tutto non c'è un aspetto di relazione genitoriale attento diciamo, a trasmettere questi valori e a spendere del tempo, questo verrà meno. Purtroppo molte delle famiglie di queste baby gang adesso, diciamo, oppure del disagio giovanile hanno degli aspetti già problematici, alcune famiglie nel funzionamento, è sempre difficile ammetterlo, altre famiglie hanno un buon funzionamento ma forse non riescono a trovare un canale comunicativo o uno spazio per riuscire ad affiancare i nostri giovani. È vero che le generazioni passate non avevano né metodo educativo né tanto meno tempo, ma il mondo era molto più semplificato, non era complesso come oggi. Questo è. Ma le faccio una domanda che vuole essere provocatoria. È sempre colpa dei genitori? Allora, la parola colpa io tendo a usarla pochissimo. Diciamo che la responsabilità è sicuramente forte, e tanto più però è inversamente proporzionale, cioè tanto più il mondo è, anzi è direttamente proporzionale, tanto più è complesso il mondo e si complessifica, e tanto più la presenza della famiglia deve aumentare in modo proporzionale. Per questo dico, cito il fattore tempo, cioè dobbiamo avere anche un tempo da spendere con i nostri ragazzi per il coinvolgimento, per trasmettere una serie di esperienze. Allora qua riusciamo a proteggerli meglio dall'esterno. Chiaro che se l'esterno diventa molto meno conflittuale, con meno possibilità di accedere a tutto quello che esiste ad oggi, armi, aggregazioni negative, sostanze, eccetera, allora sarà anche meno importante il tempo e lo spazio che la famiglia può dedicare sul prevenire tutto questo. Abbiamo però spesso delle situazioni dietro questi giovani, soprattutto quelli un po' più problematici, situazioni familiari in cui riscontriamo almeno uno dei due genitori che ha a sua volta delle situazioni di disagio mentale importanti. Qua c'è un po' un tabù, chiaro che nessuno sta puntando il dito sulla categoria i genitori perché è una categoria macro, però attenzione che quando c'è un disagio mentale su uno dei due è matematico che venga trasmesso in qualche modo. Quindi diciamo che questo è un dato clinico.
È un dato clinico questo, sono numeri che ci dicono e suggeriscono questo. Il fattore tempo, altro capitolo, la società, dice lei, dottor Canile, è sempre più complessa, questo suggerirebbe ai genitori di dedicare più tempo ed energie ai figli, ma non sempre questo è possibile anche per motivi oggettivi, quindi recuperare la risorsa tempo deve essere una sfida non solo individuale e familiare, ma collettiva. Assolutamente collettiva, perché questa sì, io penso sia una responsabilità proprio della nostra società, cioè cerchiamo di strutturarci in modo tale da offrire il meglio possibile ai nostri ragazzi, perché vivono un mondo molto più articolato. Insomma, se non ricordo male, in Svizzera appunto fino a 3 anni il governo cerca di fare in modo che le mamme stiano con i propri figli, questo anche in Italia per carità, insomma i primi 2 anni di lavoro è possibile investire affettivamente e relazionalmente sui nostri figli, questo è importante, però quante volte è davvero realizzabile? È un po' complesso, no? La società ad oggi ci ruba molto tempo. Prima si citavano le dipendenze, certo, citiamo anche le dipendenze che possiamo avere noi adulti nei confronti di questo aggeggio che è lo smartphone, i social, perché anche quello può diventare un elemento. Se la coppia genitoriale ha dei tratti narcisistici e questi sono in aumento nella nostra società, facciamo attenzione, perché quello può riversarsi sui figli e genera esattamente questo tipo di quadro qui. Quindi i tratti narcisistici sono in aumento non solo tra i giovani e i giovanissimi, ma anche tra chi ha qualche anno in più, quindi anche tra i genitori. E perché questo? Anche i genitori sono in qualche modo stati lambiti dalla logica performante dei social. Perché questo narcisismo diffuso anche tra le generazioni più âgée? Questo sicuramente è un indicatore, nel senso che sembrerebbe che in questa competizione sociale tutti dovessimo avere la piscina, l'elicottero e tutti i vantaggi. E saremmo anche tutti contenti, forse solo questo è il punto. Il fatto è che non c'è un fine scala e comunque se io fossi una persona che non può accedere ad un certo stile di vita che promuovono nei social, entro in frustrazione nel momento in cui la mia ambizione è ferita. Questo lo aveva già previsto Freud a inizio Novecento, che parlava di come si sarebbe sviluppata la società nei prossimi secoli e citava proprio gli aspetti del narcisismo che sarebbero andati crescendo lì dove io posso essere, ad esempio, un genitore molto frustrato che scarica a casa la propria frustrazione, che vorrei delle risposte dal mondo di successo ma non riesco a ottenerle o non mi impegno abbastanza o non è effettivamente possibile, ecco che quello diventa, attenzione, un suggerimento che stiamo dando ai nostri figli che ci ascoltano e ci vedono. Per cui la serenità è un concetto che andrebbe inserito molto di più. Allora facciamo attenzione a noi genitori, perché se abbiamo delle frustrazioni forti le passiamo. Nel passarle i nostri figli le metteranno in atto in qualche altra maniera. C'è una catena quindi della frustrazione che va bloccata a un certo punto. Andrebbe spezzata, perché comunque diciamo anche che questi genitori comunque sono persone che stanno soffrendo in qualche modo, perché dal punto di vista identitario non sono ciò che vorrebbero e andrebbero aiutati, perché a loro volta probabilmente sono vittime di un'educazione magari o troppo rigida o severa o svalutante, forse, come dice qualcuno, come scrive qualcuno, anche una conseguenza ovvia della guerra, che in qualche generazione ancora lascia delle code di questi generi di malesseri dal punto di vista mentale, e servono molte generazioni. E quando è, dottore, che la terapia, questo per essere molto operativi, da individuale viene estesa a tutta la famiglia? Allora, quando c'è l'approccio ad un minore, generalmente la famiglia è, in tutte le indicazioni internazionali, da coinvolgere.
sperando ovviamente che sia una risorsa e che non ci siano aspetti peggiorativi. Se nella famiglia, nei genitori o comunque la famiglia, perché non è detto che sia solo con la compagnia genitoriale, vengono individuate delle altre situazioni di forte disagio, ecco che bisogna invitare anche i genitori a fare un percorso personale e risolvere, altrimenti questa catena, come dire, può proseguire di generazione in generazione. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ritorniamo fra pochissimo con il dottor Canilla. Come vedete i temi sono molto complessi, molto interessanti e vanno approfonditi. A fra poco. Torniamo in diretta con il dottor Canilla, i temi della salute mentale in primo piano, soprattutto la salute mentale dei nostri giovani. Stavamo parlando con Canilla della catena della frustrazione, la frustrazione dei genitori che ricade sui figli con effetti che sono anche evidenti. Però prima lei mi diceva, dottore, spezziamo anche una lancia a favore di questi genitori che non si sentano troppo colpevolizzati. Sì. E dunque cosa possiamo dire? Allora intanto, attenzione, stiamo dando dei dati significativi, ma su quelle che sono le situazioni più problematiche. Poi non stiamo dicendo che tutti i genitori sono colpevoli di quello che accade. Ricordiamoci che se stiamo stimando che circa dal 20 al 40% dei giovani hanno un disagio, un qualche tipo di disturbo area mentale, è anche vero che abbiamo una grossa fetta di giovani che funziona e la cui famiglia riesce a tenere in equilibrio tutto questo. All'interno di coloro che manifestano un disagio noi possiamo avere sul primo scalino persone che possono, come dire, impattare su anche aspetti genetici e caratteriali dei figli, e lì insomma c'è modo un po' di correggere. All'ultimo scalino possiamo avere genitori che hanno già una franca patologia psichiatrica, i cui figli, poverini, hanno una sofferenza che è molto importante e la manifestano attraverso tutte le cose che abbiamo detto prima. Quindi questo sulla porzione di adolescenti con una famiglia che può avere delle sofferenze, e poi c'è un'altra fetta che per ora è più importante e speriamo che rimanga così, le cui famiglie funzionano, probabilmente riescono a mettere in atto sufficiente serenità, clima familiare, relazione, dialogo, questo è sempre importante da tenere. Il dialogo è fondamentale anche per non solo monitorare ma far crescere, no? Perché attraverso la nostra esperienza adeguata la trasmettiamo, questo anche sui casi di hikikomori e di isolamento eccessivo. E quindi insomma il mestiere del genitore non è semplice. Mi sembra che Barack Obama ha detto è più facile fare il presidente degli Stati Uniti che il genitore, perché purtroppo di scritto effettivo non c'è nulla, è un mestiere che è sempre artigianale. Bisogna vedere che cosa ci portano i nostri figli, anche se con le varie fasce di età possiamo dover cambiare il nostro atteggiamento. Io, dottore, mi ha appena sbloccato un ricordo. Io e lei ci siamo visti la prima volta, ero venuto a intervistarla nel suo studio di Treviso proprio per parlare di hikikomori. Erano le settimane, i mesi duri della pandemia e si stavano registrando questi casi di isolamento volontario. C'è ancora questo fenomeno, è un fenomeno che cresce, si è arrestato con la fine del Covid. Mi può scattare una fotografia? Il fenomeno da quel momento è addirittura aumentato, sembrerebbe dai dati, quindi un isolamento crescente, ma attenzione, non solo dei giovanissimi, lo stiamo riscontrando anche in persone che possono avere, chiaramente in fascia minore, però anche più di 30 anni. Questo perché sembra quasi un effetto a strascico di quello che è stato l'isolamento, ma le cui cause in realtà sono sottostanti, sono sempre molto soggettive e personali, no? Perché attenzione, la statistica medica ci dà un'idea di fattori macro, ma poi ci sono i fattori soggettivi, quindi persone che comunque hanno difficoltà a relazionarsi, o un senso di vergogna troppo alto, un senso di inadeguatezza che si è consolidato con la loro esperienza di crescita,
una famiglia che ha avuto difficoltà a regolare limiti e sensi di colpa, ecco che se calchiamo troppo la mano abbiamo l'effetto contrario, che quella persona vivrà con una sofferenza che la fa sentire inadeguata ad affrontare il resto del mondo e quindi le relazioni soprattutto. Per quanto concerne gli hikikomori e quindi questo isolamento, non è stato causato direttamente dal Covid, il Covid ha fatto da detonatore, diciamo che forse ha legittimato alcune persone, quelle più fragili, a lasciarsi andare. Sì, lì ci possono essere state anche situazioni magari di eccesso di paura, cioè un atteggiamento fobico nei confronti di quello che è stato il periodo della pandemia, però è chiaro e ovvio che una pianta cresce lì dove c'è un terreno fertile, altrimenti non cresce. Dove c'è un terreno fertile vuol dire che già c'era una predisposizione importante. Questa predisposizione fa sì che noi vediamo anche ad oggi degli hikikomori anche di età 40 anni, per dire, abbiamo dei casi. Chiaramente sempre è importantissimo, soprattutto nell'ambito della salute mentale, l'intervento precoce, perché ci dà sempre maggiori possibilità, e accorciare i tempi di sofferenza a una persona che ne soffre di un qualsiasi disagio mentale, anche fossero 6 mesi o un anno, abbiamo accorciato una sofferenza che è importantissima. Tornando al tema delle baby gang, dei maranza, dei coltelli, del disagio giovanile tout court, quanto incide il fattore culturale, dottor Canilla? Il fattore culturale è molto importante, inteso non come cultura accademica di per sé, ma culturale come atteggiamento nei confronti della vita. Quindi avere la possibilità, attraverso la lettura, l'esperienza, lo studio, il confronto con le persone, il dialogo, i genitori, le figure scolastiche, avere la possibilità di sviluppare di più il nostro intelletto significa sviluppare anche un senso critico, il quale è molto protettivo, soprattutto ad oggi in cui in rete possiamo trovare veramente di tutto e purtroppo spesso anche falsità assolute ma confezionate benissimo. Qua si introdurrebbe un pochino l'effetto Dunning-Kruger, che ad oggi sta spopolando e tutti noi professionisti del settore lo stiamo riscontrando, ma anche medici specialisti di altri settori lo stiamo riscontrando in maniera massiccia. Di che cosa si tratta? È un effetto per cui una persona, mettiamo io, leggo una cosa su internet, poi ne leggo un'altra, fonti inaffidabili, creo nella mia mente una sinergia tra le due cose, mi convinco di quello e da allora io rimango fedele ad una fede di qualcosa che ho letto e di cui sono convinto e produrrò una serie di prove sovrastimando quella che è la mia cultura, diciamo, su quell'argomento. Quindi se io leggo che alimentarmi con quella tal cosa fa male e fa morire, ecco che penso di esserne un esperto, non sviluppo il senso critico e fondamentalmente è un po' come se io facessi parte di un gruppo chiuso che la pensa così ed è immutabile. Questo produce una sovrastima di sé, un atteggiamento che è difficilmente modificabile, ma che può produrre dei danni importanti, perché la convinzione di qualcosa che è falso ci porta inevitabilmente fuori strada. Perché nel mare magnum delle informazioni presenti in rete la mente abbraccia quella che più, in qualche modo, quella che più le fa comodo. Quella che più le fa comodo e che diventa interessante o compatibile con gli aspetti di personalità, no? Ecco, spesso queste persone tendono a leggere qualcosa che va sull'area del misterioso, di ciò che non viene detto, magari dell'eccesso di complottismo o paranoia e quindi si comincia a sviluppare un pensiero acritico su quella fonte lì, presumendo qualcosa che non presumerebbe mai la persona che invece magari avendo sviluppato un pensiero più critico o avesse magari una visione un po' più ampia della cosa capirebbe che non è fondata.
Assenza di cultura di base, significa anche avere meno doti di empatia. La cultura crea empatia. La cultura crea empatia e conoscenza di noi stessi e di come funziona il mondo, perché un qualsiasi testo o trattato parlerà che io legga di biologia, che io legga un romanzo, parlerà di come stanno insieme le cose e in che relazione e cosa succede, no? Era un po' lo scopo della mitologia greca, quella di insegnare attraverso la mitologia delle dinamiche che potevano accadere. L'effetto Dunning-Kruger è in aumento, spesso è anche in area medica, le persone si convincono di avere alcune capacità o diagnostiche o curative e sono convinzioni immodificabili e queste possono rasentare anche una rigidità che può esordire in convinzioni assurde. Poi lì è difficile anche intervenire, immagino, da un punto di vista proprio psicologico, clinico, perché se una persona ha delle convinzioni ferme, assolutiste, fondamentaliste, lì diventa difficile proprio insinuarsi. La presunzione purtroppo ad un certo punto diventa un sostituto del bisogno narcisistico di affermazione. Per cui cosa succede? Io leggo una cosa, ritengo di essere un esperto, mi sento veramente un esperto, quando incontro un esperto gli dico quanto è incapace perché io sono convinto di saperne di più. Purtroppo questo crea anche una spaccatura perché poi vengono inevitabilmente isolate queste persone. Una volta, diciamo, si era solo allenatori di calcio, no? Tutti pensavano di essere allenatori di calcio, oggi pensiamo di essere un po' tutto, no? Sì. Virologi, climatologi, dottori, avvocati, chi più ne ha più ne mette, insomma, quindi questa è una tendenza anche questa che va fermata in qualche maniera. Senta, dottore, quando è che il disagio giovanile diventa disturbo e quando è che il disturbo diventa malattia? Perché anche qui nel mare magnum delle espressioni dobbiamo fare chiarezza. Cos'è il disagio giovanile? Quando è che questo diventa disturbo e quando è che invece il disturbo diventa malattia conclamata? Se davvero ci può essere anche una differenziazione tra questi tre stati. Ma proviamo a fare un po' una schematizzazione che possa essere utile magari anche ad individuare eventualmente in modo precoce. Proviamo a partire da questo dato. L'espressione di un disagio la cogliamo inevitabilmente con i sensi, ma anche la persona non addetta ai lavori può cogliere degli aspetti di disagio giovanile. Cosa vuol dire? Dei comportamenti che potremmo schematizzare o in area di eccessi di comportamento, quindi l'aggressività, quindi l'eccesso di contestazione, il malessere espresso, l'uso di sostanze, tutto quello che può riguardare quest'area qui, oppure una seconda area che è invece quella del ritiro, quindi tutto ciò che ha a che fare con l'isolamento dei nostri ragazzi. Queste possono essere due macro aree in cui noi osserviamo dei sintomi particolari. Questi sintomi, se entro un ragionevole tempo che possiamo stimare in 6 mesi, no? Qua più o meno è anche un metodo diagnostico nel manuale dei disturbi psichiatrici. Se entro 6 mesi diciamo, questi comportamenti particolari trovano modo di risolversi in qualche maniera, diciamo, abbiamo usato la resilienza e quindi le parti funzionanti che gli inglesi chiamano di coping, quindi riescono a far fronte ai nostri ragazzi. Cosa può essere? Può essere un disagio familiare che si riversa su di loro, può essere un'esperienza emotiva negativa, può essere un'esperienza affettiva negativa, può essere un'espulsione da qualche gruppo, qualsiasi dinamica. Se non si risolve entro 6 mesi, sarebbe bene cominciare magari a parlarne al medico di base, al pediatra, insomma allo psicologo, a tutte le figure con cui si ha modo di interagire, perché forse questo tipo di disagio comincia a cronicizzare e potrebbe diventare una patologia, oppure potrebbe essere il sintomo di una patologia già esistente e che in modo trasversale può creare diversi sintomi. Quindi diciamo il disagio si può riconoscere e da lì poi può partire tutta una serie di
di considerazioni anche di tipo clinico. In particolare, lei prima ne ha fatto riferimento, ma su questo secondo me dobbiamo ritornare. I disturbi della personalità e la ADHD. Ne sentiamo parlare tantissimo, no? Anche sui social, in maniera quasi esponenziale. A proposito di esperti, tutti adesso sono esperti di disturbi dell'attenzione, dell'apprendimento. Ecco, facciamo un po' di chiarezza. Allora, la diagnosi è un atto medico che spetta agli specialisti. Partendo da questo, dobbiamo pensare che quello che leggiamo nei social, nell'influencer che dice io ce l'ho, io non ce l'ho, tu potresti avercela, questo genera molta confusione ed è molto pericoloso. Molte persone tendono un po' ad abboccare a una convinzione che può avere la persona che parla sui social, ma che, attenzione, potrebbe essere un effetto Dunning-Kruger che viene diffuso in massa, perché alcuni influencer fanno milioni di visualizzazioni di un video. Per cui cosa succede? Che la persona magari meno esperta, come io sono meno esperto di altri campi, potrebbe dire va bene, siccome ho una di queste cose che ha detto, allora ce l'ho anch'io. E questo cosa comporta? Che allora io comincio a legittimare il mio comportamento perché tanto io sono o io ho quel tal disturbo. Si entra in una logica giustificativa. Giustificativa e spesso non curativa. Ma ammesso che quella persona possa avere questa cosa. Molti addetti ai lavori temono che in questo momento ci sia una sorta di eccessiva diagnosi ADHD, quindi una sovrastima dei casi. Qualcun altro dice no, c'è una sottostima, però ad esempio, siccome quello che accade purtroppo nella popolazione degli Stati Uniti è sempre un po' anticipatorio di quello che accade in Europa a livello, diciamo, clinico di dati, si è visto in passato che c'è stata una sovrastima anche di questo. Certo, possiamo avere dei bambini con delle disabilità o con delle disattenzioni, però dobbiamo sempre fare molta cura al fatto che un disturbo va diagnosticato da uno specialista che si occupa di quello, e che non dobbiamo confonderlo con altre patologie le cui competenze per essere diagnosticate le ha solo lo specialista comunque, no? Spesso, ad esempio, l'ADHD può essere confuso con un disturbo borderline di personalità. Questo non tanto dagli specialisti, che insomma abbiamo gli strumenti, diciamo anche qua delle macro aree di dove ho dei deficit di attenzione prolungati nel tempo e molto intensi, possiamo dire vabbè, facciamo diagnosticare, ne parleremo con le figure addette. Lì dove però il disturbo è più di carattere relazionale, instabilità delle relazioni, instabilità caratteriale, quindi della personalità, timore di abbandono, questo fa più parte del disturbo borderline di personalità, che tendenzialmente si concretizza però più in età adulta. Detto questo, la situazione è comunque complessa anche da un punto di vista diagnostico in età evolutiva, e è bene che non facciano gli specialisti, magari gli influencer o persone non addette ai lavori, perché non è semplice e può creare un forte disagio oppure delle convinzioni errate. Quella persona si convince di quella tal patologia, va avanti, giustifica, legittima alcune cose, magari c'è tutt'altro, o magari è un periodo di difficoltà, una condizione transitoria anche. Quindi non è facile capire quando è un disturbo borderline, che già di per sé non è facile la diagnosi di un disturbo borderline. In età evolutiva. Perché in età adulta allora sì abbiamo degli strumenti, come per dire, capirlo. Dal punto di vista diagnostico è più semplice. Ok, però per arrivare a capire se è uno o l'altro bisogna necessariamente passare per l'esperto. Le chiedo questo perché anche qui in rete vedo tantissimi test di autodiagnosi un po' su tutto. Inizialmente era più per le condizioni, diciamo così, fisiche, adesso proprio test per la salute mentale. Test per la salute mentale che, primo di tutto, non dovrebbero esistere in rete. Secondo, non credo proprio siano quelli di uso clinico, e quindi che dietro hanno un lavoro su migliaia di campioni, perché c'è tutto uno studio statistico per creare un test.
Al di là di questo ci sono anche delle situazioni in cui ho visto ad esempio personalmente dei video in cui qualcuno dice hai questo e questo sintomo, sei una DHD. Per cui se io ho un momento di ansia nella mia vita per un qualche motivo, chiaro che avrò un deficit dell'attenzione, è chiaro che sarò un po' attivato dall'ansia, ma non significa che io sia una DHD. Non è certo con due sintomi messi insieme che io posso fare un'autodiagnosi. Questo è il pericolo di oggi, no? È un pericolo, insomma, mica tanto da prendere sotto gamba. Esatto. E quindi quanto ci vuole per arrivare ad una diagnosi di ADHD? Ma insomma ci sono dei centri specializzati e abbiamo dei professionisti molto abili. Diciamo che normalmente in una valutazione di 3 sedute noi possiamo avere questa idea. Quindi con 3 sedute? Fare i test del caso, le prove, le valutazioni, i colloqui con la persona, perché l'aspetto umano è sempre importantissimo, e lì valutare un pochino se serve un percorso, di che grado, oppure se magari valga la pena avere solo alcune attenzioni e si corregge. E interviene anche la terapia farmacologica? In alcuni casi sì, dipende molto dall'entità, dalla gravità e dall'incidenza del disturbo. Spesso nella DHD abbiamo a monte almeno uno dei due genitori che ha o un disturbo borderline di personalità, un narcisistico, oppure la DHD stesso. Quindi anche lì diciamo i dati a nostra disposizione clinici ci dicono che dobbiamo un attimo indagare anche sull'ambiente familiare, perché è probabile, molto probabile che uno dei due genitori abbia qualcosa di simile. Quindi in quel caso servirebbe davvero la terapia familiare o comunque un approccio integrato? Un approccio integrato sicuramente. Dottore, poi un'ultimissima, siamo addirittura d'arrivo, ma i temi sono importanti e vanno affrontati, poi li riprenderemo negli appuntamenti che verranno. Mi conferma che anche la depressione è in forte aumento tra i giovani? Purtroppo sì, anche lì abbiamo registrato un forte aumento tra i 15 e i 19 anni, che è un dato anche questo molto serio, perché diciamo che è la prima volta che vediamo uno sviluppo un po' così di massa in età adolescenziale. Ripeto, purtroppo l'OMS ci ha dato già le proiezioni e la prima malattia a livello mondiale sarà proprio la depressione. Cerchiamo di fare in modo che colpisca il meno possibile i giovani. Giovani in questo momento stiamo dicendo comunque tutta la fascia sotto i 30 anni, che sembrerebbe un po' più esposta a questo tipo di disturbo, dovuta a fattori sicuramente misti, non c'è mai un unico colpevole, però insomma la situazione, il disagio, l'impossibilità di esprimere alcune parti di sé o di sviluppare dei propri obiettivi possono avere sicuramente un ruolo centrale. Dottore, io la ringrazio davvero per tutte queste sue riflessioni. Siamo partiti dai casi di cronaca per poi arrivare anche all'approccio clinico in determinate situazioni, su tutto l'indicazione di non fidarsi dei social o comunque delle informazioni così prêt-à-porter, perché sono fenomeni davvero complessi e c'è sempre bisogno di un esperto, c'è il bisogno di guardarsi in faccia, c'è il bisogno di empatizzare per tornare al discorso dell'empatia che facevamo poco fa. Assolutamente. Quindi, la ringrazio davvero, dottor Michele Canilla, neuropsicologo e psicoterapeuta. Io vi lascio alla nostra programmazione e vi ricordo che alle 16:15 c'è il film Loving. È davvero tutto, grazie per l'attenzione, buon proseguimento su Antena 3.